Hello, buongiorno a tutti. Good morning, everybody. Buongiorno a tutti si signora, a tutto il mondo. Oggi parallel text, but on my own, three languages: Italian, English, Neapolitan. Let's have some fun, right? Listen carefully, because later you have to dub my voice, whatever you are interested in, Neapolitan or Italian, whatever you want. Or maybe also some Italian, also starting with English. Maybe I can help. I'm not sure. I think my English should be enough to help somebody to start with English, at least understanding the basics. Parallel text. Il 10 maggio ripuliamo l'Europa. Title. Ogni anno, il 10 maggio ripuliamo l'Europa. Let's clean up Europe on 10th of May. O 10 maggio appulizziamo l'Europa. Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti finiscono sulle strade, negli oceani, sulle spiagge, nelle foreste e nelle aree naturali d'Europa. Every year, ogni anno, millions of tons of litter, milioni di tonnellate di rifiuti, end up in Europe's streets, finiscono sulle strade, negli oceans, beaches, oceani, negli oceani, sulle spiagge, forests, nelle foreste, and natural areas, e nelle aree naturali. Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti e monnezza forniscono, vanno a fornire, vengono ittate in coppie strade, in mare, nell'oceano e in coppie spiagge, in de foreste e in da tutte le aree naturali da tutta l'Europa. E ogni anno milioni di cittadini europei partecipano ad azioni volontarie per ripulire i propri quartieri. And every year, e ogni anno, millions of Europeans, milioni di cittadini europei, citizens, get out in their neighborhoods, partecipano ad azioni volontarie to clean up in voluntary actions, per ripulire i propri quartieri. Now mind to reverse order here, ok? Partecipano volontari, e tutto l'anno i cittadini europei partecipano a azioni volontarie per ripulire il proprio quartiere. Ripuliamo l'Europa. Let's Clean Up Europe è un'iniziativa coordinata dalla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, che intende promuovere queste azioni e far capire l'entità del problema, incoraggiando le persone a modificare i propri comportamenti. And we can wait even 1,000 years that the people starting become
aware, but most of all educated. Let's Clean Up Europe, ripuliamo l'Europa, is an initiative, è un'iniziativa that aims to encourage more such actions. È un'iniziativa coordinata dalla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, to raise awareness about the scale of the litter and waste problems, che intende promuovere queste azioni e far capire awareness e far capire l'entità del problema, about the scale of the litter and waste problems, and to encourage change in behavior, incoraggiando le persone a modificare i propri comportamenti. Pulizziamo l'Europa è un'iniziativa coordinata dalla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, cantende promuovere questa azione e fa capire l'entità del problema, la gravità del problema, e incoraggiando le persone o il popolo a modificare i propri comportamenti. Janez Protonic, commissario per l'ambiente, ha dichiarato: Environment Commissioner Janez Protonic declared. Janez Protonic, o commissario per l'ambiente, ha dichiarato, ha detto così: in Europa i movimenti civici per la pulizia delle città sono sempre più numerosi e vogliamo renderli partecipi di un evento di portata europea. Civic cleanup movements are growing across Europe. In Europa i movements cleanup civic per la pulizia delle città and are growing in Europe, and we want to make them, e vogliamo renderli partecipi, to make them feel part, rendere partecipi, to feel part of a European event, partecipi di un evento di portata europea. In Europa i movimenti civici per la pulizia delle città sono sempre più numerosi e vogliamo rendere partecipi in eventi a portata in una portata grossa assai, a un altro livello, a livello europeo, sempre più grosso. Abbiamo creato una rete di punti di contatto nazionali in 21 paesi per far sapere ai cittadini ciò che succede nei loro quartieri e come possono partecipare in prima persona. We have put together a network of national contact points. Abbiamo creato a network, una rete of national contact points, di punti di contatto nazionali in 21 countries, in 21 paesi, to let people know, per far sapere ai cittadini, alla gente, what is going on, ciò che succede in their neighborhood, nei loro quartieri, and what they can do to help, e come possono partecipare in prima persona. Abbiamo creato una rete di punti di contatto nazionale in 21 paesi
per far sapere a gente, ai cittadini, quello che succede in dei loro quartieri e come eventualmente possono partecipare direttamente. È un'iniziativa pratica, quindi infiliamoci guanti e stivali, gloves and boots. It's a hands-on initiative, è una iniziativa pratica. So, quindi, let's get, infiliamoci, our boots and gloves on, stivali e guanti. È un'iniziativa pratica, a così infiliamoci, mettiamoci i guanti e i stivali. Tutti vogliamo vivere in un quartiere pulito e dunque ripuliamo insieme l'Europa. We all want to live. Tutti vogliamo vivere in clean neighborhoods, in un quartiere pulito. So, e dunque, together, insieme, let's clean up Europe. Ripuliamo l'Europa. Tutto quanto noi vogliamo vivere in un quartiere pulito e allora appulizziamo tutta insieme questa Europa. Negli ultimi anni in Europa sono state organizzate diverse campagne di pulizia per affrontare il problema dei rifiuti. A number of cleanup campaigns, diverse campagne di pulizia, have been organized, sono state organizzate in Europe in recent years, in Europa negli ultimi anni, to tackle the litter problem, per affrontare to tackle, to face, affrontare il problema dei rifiuti. In quest'ultimo anno in Europa sono state organizzate diverse campagne per la pulizia, per affrontare questo problema dei rifiuti. Ripuliamo l'Europa riunirà queste iniziative in un unico evento che si svolgerà lo stesso giorno in tutta Europa, raggiungendo il maggior numero possibile di persone. Let's Clean Up Europe, ripuliamo l'Europa, will bring together, riunirà these initiatives, queste iniziative, in a Europe-wide clean-up event, in un unico evento che si svolgerà lo stesso giorno in tutta Europa, to take place on the same day all over the continent, reaching as many citizens as possible, raggiungendo il maggior numero possibile di persone. Pulim l'Europa riunirà queste iniziative in un unico evento che si svolgerà lo stesso giorno in tutta Europa, raggiungendo il maggior numero possibile di persone. Ripuliamo l'Europa è una manifestazione che, raccogliendo le esigenze dei cittadini, intende informarli e mobilitarli a ripulire in prima persona l'ambiente in cui vivono. Let's Clean Up Europe, ripuliamo l'Europa, is a truly bottom-up event. È una that aims to inform and mobilize the public, è una manifestazione che, raccogliendo le esigenze
dei cittadini intende informarli e mobilitarli, mobilize the public into cleaning up, a ripulire their environment for themselves, in prima persona l'ambiente in cui vivono. Is a truly bottom-up event. We may refer to the needs, okay, something bottom up, that really goes to the basic needs of the citizen, okay, the needs of the basic, the most important, the primary, as a sociality environment, a social environment of the citizen. Appulizzam l'Europa è una manifestazione che, raccogliendo le esigenze dei cittadini, intende informarla e mobilitarla a ripulire in prima persona l'ambiente in cui vivono, dove vivono. L'esperienza dimostra che spesso i cittadini restano sorpresi nel riscontrare quanti rifiuti sono prodotti e scaricati illegalmente nel proprio quartiere. Guys, careful with the riscontrare, ok? Quanti rifiuti sono prodotti e scaricati illegalmente nel proprio quartiere. L'esperienza shows, dimostra that people are often, che spesso, che i cittadini, la gente, are often, spesso, restano sorpresi, surprise, at how much waste, nel riscontrare, to realize, quanti rifiuti is being generated, sono prodotti, and dumped, e scaricati illegalmente in their neighborhood, illegalmente nel proprio quartiere. Please note, English is being, okay, indefinite general, okay, is third person singular, the waste, and the indefinite. In Italian, rifiuti plural, okay, so there is this little difference that you will find very often when comparing in English with Italian, okay, and vice versa. L'esperienza dimostra che spesso i cittadini restano sorpresi a vedere quanti rifiuti sono prodotti e scaricati illegalmente a home in do proprio quartiere. E i rifiuti possono anche avere un valore, and litter can be valuable. E la monnezza può pure avere un valore, può pure essere considerata un valore. Se raccolti correttamente, carta, vetro, metallo e plastica possono essere riutilizzati o riciclati. Paper, carta, glass, vetro, metals, metallo, and plastic e plastica can all be used, possono essere riutilizzati o riciclati, if collected. Se si covata con correttezza, correttamente, la carta, o vetro, o metallo e la plastica possono essere riutilizzate o riciclate. Questa operazione riduce l'impatto ambientale, crea opportunità economiche e posti di lavoro e contribuisce a spingere l'Europa
verso un'economia più circolare. Questa riduce environmental impact, l'impatto ambientale, creates economic opportunities, crea opportunità economiche and jobs e posti di lavoro, by helping e contribuisce a spingere to push Europe towards l'Europa verso a more circular economy, un'economia più circolare. Questa operazione riduce l'impatto ambientale e crea pure opportunità economiche e posti di lavoro e contribuisce a spingere l'Europa verso un'economia più circolare, più bilanciata. La Commissione promuove l'iniziativa, ma le azioni sono indipendenti, locali e gestite dai cittadini, in molti casi organizzate o coordinate con la partecipazione di enti locali, ONG, imprese e scuole. La Commissione, is promoting the event, promuove l'iniziativa, but the cleanups, ma le azioni di pulizia is clear, are truly independent, sono indipendenti, local and citizen led e gestite dai cittadini o guidate, lead citizen led e guidate dai cittadini. In molti casi, local authorities organizzate o coordinate con la partecipazione di enti locali, local authorities, NGOs, businesses, ONG, and schools e scuole will be getting involved or coordinate, no? Con la partecipazione, and schools will be getting involved or coordinating actions. La Commissione promuove l'iniziativa, ma tutta l'azione, tutto quello che compete, sono indipendenti, locali e gestite dai cittadini. E in molti casi sono organizzate o addirittura coordinate con la partecipazione di enti locali, ONG, imprese e scuole. Le manifestazioni si svolgeranno in 15 Stati membri dell'Unione Europea e anche in Andorra, Bosnia-Herzegovina, Norvegia, Serbia e Turchia. Events, le manifestazioni, are taking place, si svolgeranno in 15 European Union Member States, si svolgeranno in 15 Stati membri dell'Unione Europea, as well as in Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Norway, Serbia and Turkey. E manifestazioni si svolgeranno in 15 Stati membri dell'Unione Europea, eppure in Andorra, Bosnia e Herzegovina, a Norvegia, a Serbia e a Turchia. Per trovare un'azione locale nei vari Stati membri si può consultare il sito dell'organizzatore nazionale nel proprio Stato membro. To find a local action in your member state, per trovare, to find a local action, un'azione locale nei vari Stati membri, in your member state, see the website
si può consultare il sito, the website, il sito, consultare to see of the national organizer, dell'organizzatore nazionale in your member state, nel proprio stato membro. Alright guys, oh I forgot. Per trovare nazione locale in vari stati membri si può consultare, si può vedere o sito in due siti dell'organizzatore nazionale lo stato membro, lo stato membro. Alright guys, sorry let's train let's push the boundaries of our brain to try to get the meaning, to translate, to shadow, to copy, to dub, whatever you prefer to register in your brain, the reading, the meter, the tone, the cadenza, the whatever. Okay, that is very important to work at. You have to work at continuously if you really want to get better in the Italian or Neapolitan or whatever language. Okay, you have to work hard like an actor, like a theater. When they learn how to recite a poem, a part of in a movie, whatever. Okay, that is of the paramount importance, because only understanding the phonetic, the pronunciation, the how to read. Okay, you may get better, okay, and progress in your language study, improvement. Alright guys, thank you very much. I will make a lot of this because I enjoy doing this. That is a very good exercise, and because this I think is would be even more useful also for those people want to move their first steps in English, okay, comparing with Italian and Neapolitan. All right, okay guys, thank you very much. See you next. Bye. Ciao.